Una vittoria che non fa sorridere quella ottenuta dalla Juve Stabia nell'incontro play-out con la Cireale. Quasi perfetta per oltre 80 minuti, la squadra gialloblu segna 2 volte, spreca un incredibile numero di palle gol, poi è costretta ad incassare la rete che rende notevolmente più insidiosa la trasferta di domenica in Sicilia per la gara di ritorno che determinerà la retrocessione di una delle due squadre in Serie C2. Padroni di casa pericolosi già al 14°, quando uno dei tanti errori commessi da Diddio libera Castaldo. L'attaccante è bravo a saltare un altro difensore, un po' meno quando calcia su De Liperi già proteso in tuffo. Assoluta padrona del campo, la Juve Stabia va ancora vicino al vantaggio con una manovra Sibilli-Sprutto-Sibilli conclusa dal tiro troppo debole dell'attaccante gialloblu. A sbloccare il risultato, 41° del primo tempo, ci pensa così il difensore Taccucci con un diagonale sul quale il portiere della Cireale stavolta non può intervenire. Juve Stabia scatenata anche ad inizio ripresa. Già al terzo un pallonetto di Castaldo viene deviato in angolo quando sugli spalti già si grida al gol. Un momento di festa rinviato però soltanto di 6 minuti. Brutto lancia in contropiede il solito Castaldo. Il centravanti anticipa l'uscita disperata di De Liperi firmando così il meritato raddoppio. Sul 2-0 la Juve Stabia continua a spingere, sfiorando al 13° la terza segnatura. Sibilli conquista palla e serve Marra che da favorevole posizione fallisce l'occasione che avrebbe dato alla Juve Stabia il gol di un'apoteosi che invece di lì a poco si trasformerà in delusione cocente. A 12 minuti dal termine infatti la Cireale, mai pericolosa in precedenza, gela lo stadio Menti con il colpo di testa vincente di Merito, bravo a raccogliere il cross di Genevieve.